Pietro, dove sei, Pietro? Pietro! Dov'è Pietro? È qua, è qua. Dammi gli occhiali, ti prendi gli occhiali da vista, sono lì sopra. Ieri sul Corriere della Sera ci stiamo abituando a questa realtà, ve la dico una dopo l'altra. Tieni, dammi gli occhiali, ve la dico una dopo l'altra perché è incredibile. Allora, ieri, in sequenza, questa è la nostra realtà, in sequenza, sul Corriere, in sequenza. Suicida cassa integrato di 50 anni, si butta da un ponte nel Viterbese. Notizia subito dopo, madre getta dal balcone bambini di 6 e 3 anni. Notizia subito dopo, poliziotto suicida, il figlio è morto, trovate alcune lettere, chiedo scusa. Notizia subito dopo, donna di 50 anni si uccide chiudendosi nel congelatore. Notizia subito dopo, Roma, 60enne, accoltella al torace l'ex compagno della figlia, è grave. Notizia subito dopo, uccisa i figli, 45 anni, si impicca in carcere con i lacci nelle scarpe. Notizia subito dopo, figlio strangola la madre di 80 anni davanti alla badante, arrestato. Bene, un aspirante suicida è venuto dai miei cancelli, perché hanno messo le televisioni i miei indirizzi. Il mio indirizzo è arrivato, arrivano tutti i disperati del mondo, alcuni ci parlo, alcuni riesco a fare qualcosa, alcuni non ci sono riusciti, si è dato fuoco, quello che sta dando fuoco vicino a Savona. È venuta io non riesco più a vivere in un posto così, non ci meritiamo più queste cose qua. E questa gente si ammazza perché, sapete perché si ammazza? Non è neanche il lavoro, non è neanche la qualità della vita, il lavoro che perdi la casa, si ammazzano perché sono invisibili, e allora vengono da te e gli dici qualcosa, a volte basta una parola, a volte basta anche un numero di telefono, stare insieme a questo. Il movimento è questo, il movimento è anche un telefono da parlare, da stare insieme a voi. Se avete bisogno chiamate, c'è qualcuno che risponde. Il movimento è qualcosa di diverso, è diventato qualcosa e deve diventare qualcosa di diverso. Non possiamo più, non ce lo possiamo più permettere, signori. A settembre-ottobre finisce tutto. Io non voglio essere catastrofista, lo sapete che le ho azzeccate tutte. E allora abbiamo fatto un movimento che sa del miracolo. Siamo in un cambiamento miracoloso. Siamo in un momento straordinario in 3 anni, questo movimento, senza soldi, senza prendere soldi pubblici, con i mezzi di informazione contro i giornali, che ogni giorno sparano delle robe su di noi incredibili. Bene, in 3 anni senza soldi, siamo il primo movimento politico in Italia e non c'è, è come se non esistessimo. Non mi senti? È come se noi non esiste, prima andava bene, alza un po'. Prima. Allora, noi abbiamo fatto un risultato che non era neanche concepibile. Però non esistiamo, siamo diventati invisibili, anche noi abbiamo 163 parlamentari, li avete sentiti, fanno leggi, fanno controleggi, vanno nelle commissioni, è come se fossimo invisibili, gli altri parlamentari li guardano nel loro posto, gli fanno i segni, li deridono, i grillini, noi siamo sempre questi cazzo di grillini dietro il computer, i dilettanti allo sbaraglio. Alzami un attimo, non mi sento, non sento, ecco la cassa, perfetto. Allora, noi siamo quelli che non esistiamo, hai capito? Siamo i fascisti, i nazisti, ogni giorno mettono qualcosa su di me, su di loro, ogni giorno c'è qualche cosa, ora io grido, ho la rabbia, mi si è sempre detto che dovrei calmarmi, guardate che io sono, no, lo dico, a volte esagero, lo so, però un momento, questa è una rabbia sana. È una rabbia che ha permesso, questa rabbia, di aggregare milioni di persone su un progetto di vita diverso. È una rabbia buona, ottimista, non è l'odio, è il loro. Noi abbiamo una rabbia che ha portato milioni di persone a fare cose incredibili, cioè andare vicino a un banchetto, tirare fuori la carta d'identità, firmare. Noi con questa rabbia siamo andati alle elezioni e abbiamo preso il 25%, cioè 9 milioni di persone. E rimaniamo sempre invisibili. Non ci hanno offerto una carica istituzionale, non ci hanno dato una presidenza delle commissioni, non ci hanno dato nulla, neanche il Copasir,
neanche la vigilanza Rai, almeno la vigilanza Rai, che ci andavo anch'io qualche volta lì, almeno da aprire quella cassa lì, che non serve a nulla, che è l'informazione che ha ridotto il paese così. E allora potevamo anche entrare in quella roba che si chiama Rai, da 13.000 dipendenti, che perde 200 milioni l'anno dei nostri soldi con il canone e la pubblicità. Potevamo entrare lì e vedere perché 13.000 dipendenti quando danno l'80% di lavoro fuori, perché hanno 25 telegiornali, perché vorrei capire perché ci sono 3 Rai, ne basterebbero 2 le mettiamo all'asta, ne teniamo una senza pubblicità e senza partiti dentro e che diventi la BBC italiana. Io non mi sento, perdo la voce. Alza. E allora potevamo andare dentro il Copasir, perché il Copasir ce l'abbiamo contro noi, c'è D'Alema, i servizi si stanno scatenando, stanno venendo, guardano, è possibile che in un paese democratico si entri nella posta privata di un deputato e di un senatore, si prenda la posta e si butti su internet? Non è mai successo nella storia della Repubblica. E il nostro Presidente della Repubblica che cosa fa? Si preoccupa del reato di vilipendio, ferma. Il reato di vilipendio ce l'abbiamo solo noi nel mondo, del codice Rocco, del codice fascista, serviva a proteggere Mussolini. State fermi, bravo, perfetto, oh. Allora, serviva a quello, codice Rocco. E che cos'è, scusate, che cos'è il reato di vilipendio? Perché io vorrei saperlo, perché si rischia da un anno a 5 anni di galera, è penale. E allora che reato è? Com'è? È un'offesa o è vilipendio? Che cos'è? Dire che il nostro Presidente ha permesso una cosa incredibile, cioè di distruggere i nastri di conversazione con Mancino il giorno che si è raddoppiato la carica, è vilipendio? È vilipendio o è cronaca? Ditemelo voi. È vilipendio dire che Napolitano poteva anche fare un gesto di etica, perché poteva fare un gesto di etica e restituire i soldi, per esempio, che lui prendeva ma nei termini della legge, per l'amor di Dio, quando era presidente della commissione parlamentare, che faceva 3 voli da Roma a Bruxelles e volava con voli charter, per esempio a 76 euro della Virgin, e si faceva rimborsare 800 euro dall'Unione Europea. Era la legge, lo facevano tutti, però una persona che è il primo cittadino in Italia doveva perlomeno avere uno scrupolo di coscienza. Cosa sto facendo io? Vilipendio o sto dicendo delle cose giuste? E questa persona mi manda la polizia non postale, la polizia giudiziaria nei miei uffici a Milano per controllare tutto, perfetto. Manda la polizia giudiziaria in casa di 12 ragazzi di nocera inferiore, 12 ragazzi di 20 anni, perché hanno scritto 1 anno e mezzo fa dei commenti sul Primo Cittadino, dei commenti che ve li ricordo, ma io avrò dei commenti, tutti abbiamo dei commenti, tutti, se apri un blog, apri una cosa, ti arrivano delle robe così, ma nessuno si sogna di denunciare chi fa un commento e mandare la polizia. Questi qui sì! Questi qui ci stanno accerchiando, stanno cerchiandoci di toglierci l'unico potere della verità e dell'informazione vera in questo paese, che è la rete. Stanno andando lì, bisogna stare molto attenti, perché questi qui in una sera hanno cambiato la Costituzione, hanno cambiato qualsiasi regola, hanno cambiato il diritto, la certezza del diritto in 3, si sono radunati lì. E un Presidente della Repubblica raddoppia il suo mandato, mai visto, ma neanche mai pensato dalla Costituzione e dai padri costituenti. Bene, si raddoppia e così si fanno un governo, fanno finta di venire da noi, fanno finta, dai, siete quelli del no, e allora è colpa vostra se dobbiamo allearci con Berlusconi, hai capito? Per crearci, perché è colpa nostra, ma loro non ci hanno detto niente. Io ho fatto un messaggio a Gargamella, ho detto, scusi Gargamella, ho detto, stia a sentire, andatevelo a vedere, ho detto, vogliamo fare una cosa insieme, benissimo, diamo un segnale
Diamo un segnale alla gente in un momento di difficoltà. Cazzo, siete la sinistra. Diamo un segnale. Noi abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborso elettorale. Ridia indietro i suoi 48 milioni di euro che lei ha già preso anticipati dalle banche. Non serve una legge, serve un assegno postdatato. Non ha risposto. Facciamo una cosa insieme. Abbiamo già pronta la legge per l'incandidabilità di Berlusconi, lo facciamo insieme, no? Siete stati sempre all'opposizione. Non ha neanche risposto. Non ha neanche risposto. Perché si stanno salvando il culo uno con l'altro. Perché succederà così. E allora, mentre la gente muore nella sequenza che vi ho detto, e non mi interessa se l'Istat e i dati statistici ci portano a dire, ci convincono, io non ci credo, che i dati sono sempre quelli, il numero dei suicidi sono sempre quelli, ma la percezione che abbiamo noi è diversa, è molto diversa. E allora io non so in che paese sto vivendo, me lo dovete chiedere, perché hanno fatto qualsiasi cosa, la certezza del diritto non c'è più, ci prendono per il culo dentro e fuori al Parlamento e siamo un terzo della popolazione. Io ho visto una roba agghiacciante che non c'è mai stata prima. Quando il Nano ha fatto il comizio a Brescia, è vero che Berlusconi ha detto io non farò più comizi nelle piazze per ragioni organizzative. Cazzo, ci vogliono i Marines. Grazie. Bene, però se avete notato una cosa, io ho notato una cosa che non avrei mai voluto vedere nella mia vita. Ho visto questo vecchio di 76 anni, 78, quanti ne ha, ho visto lì davanti, sopra, che parlava delle stesse cose, che parlava di 2 anni fa, parlava contro la magistratura, col ministro degli interni Alfano, col ministro della giustizia Alfano, parlava di nuovo come 2 anni fa, e parlava delle cose che era sempre parlato attraverso la televisione, che l'IMU te lo diamo indietro, ancora quello precedente, ci mettiamo un set di pentole, delle federe, parlava, e davanti aveva dei pensionati come me, gente di 65-70 anni, che era normale sentirlo perché l'avevano sempre sentito così dalla televisione, ed era normale per questa gente votarlo perché 20 milioni di italiani sono pensionati, siamo il popolo più vecchio d'Europa e una parte di questi sopravvive sulla crisi. Non devi cambiare, noi spaventiamo questa gente perché diciamo mandiamoli via tutti, loro no. Un momento, io ho 2 case, ho la seconda casa che mi affitto, integro con la pensione e vivacchio, e non sa che mentre pensa a quelle cose lì, la tassa sugli affitti l'hanno aumentata del 40%, ma non lo sa lui. Allora lui guarda, lui in fondo, quelli della mia età, noi un po' di prospettiva l'abbiamo avuta nella vita, un lavoro, qualcosa, la pensione, qualcosa abbiamo avuto, e sentire quindi questo vecchio che ci ricordava questo mondo, per quella gente lì davanti a Brescia era normale. Invece non era per un cazzo normale, per quei migliaia di giovani dietro che non avevano più un cazzo, che non avranno avuto la pensione, che non avevano il lavoro, che dovevano andare via, che erano nella merda totale. E allora ho visto una cosa, che mi sono messo a piangere. Ho visto picchiarsi uno di 80 anni con uno di 18. Ed è questo, mi sono messo a piangere, perché non è più una guerra tra classi, tra ricchi e poveri, tra chi ha il lavoro, è una guerra di generazioni. E ormai sono passate 2 generazioni che hanno rubato, 2, e questo è il delitto che hanno fatto, non rubare soldi, hanno rubato vita a 2 generazioni. E allora ecco che arriviamo noi e finirà così. Finirà mentre la gente si ammazza, chiude un'impresa al minuto. I dati di adesso sono totalmente in controtendenza a tutta l'Europa. Abbiamo perso 5 punti di produzione industriale. Ad aprile abbiamo perso 1 punto in meno, mentre tutta l'Europa è 1 punto in più. Vuol dire che se perdiamo 5 punti di produzione industriale, perdiamo 4 punti di PIL e perdiamo altri 4 milioni di posti di lavoro.
Allora io non so cosa succederà in questo paese, non abbiamo più tempo e questi rubano ancora tempo. E di che cosa parlano? In 3 mesi cosa parlano? Spostare limiti 2 mesi, spostarla, e titoli dei giornali: vittoria